L'autonomia è una partita importante, è una partita che i partiti che sostengono questo governo hanno sostenuto in occasione del referendum, per cui direi che per un fatto di coerenza e linearità l'autonomia deve essere approvata da questo governo. Ne fa una questione di coerenza il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Vicenza per la presentazione di Vicenza città universitaria. Ha detto Zaia che l'autonomia è stata sostenuta dai partiti che oggi sono al governo, se non unitamente in campagna elettorale, aggiungiamo noi, almeno in occasione del referendum promosso ormai 5 anni fa. Questo è un governo che ha grandi responsabilità, grande consenso e crea anche grandi aspettative. Aspettative che per Zaia si traducono anche in opere finite. I progetti aperti sono tanti e alla guida del Dicastero delle Infrastrutture ne è certo con Matteo Salvini queste aspettative non saranno disattese. Abbiamo un bel portafoglio di opere da proporre, da ultimare. Penso alla Pedemontana che sarà ultimata, anzi annuncio che a dicembre collegheremo la 27 e poi per marzo 2023 si arriverà a Montecchio. Dall'altro devo anche dire che abbiamo molti fronti aperti, a iniziare dalla partita della Laguna del Mose, la portualità, il tema del trasporto pubblico locale. Il primo provvedimento per il Presidente rimane però quello a favore delle famiglie che la crisi tra disoccupazione e rincari sta mettendo ancora a dura prova.